C'è una convinzione molto diffusa: più libertà uguale più collaborazione. Ma collaborare non significa lasciare tutti i servizi disponibili e aperti per chiunque. Se all'inizio può sembrare entusiasmante che chiunque possa creare team, condividere link pubblici, che i file possono girare ovunque, ecco, dopo a un certo punto ci si accorge di essere all'interno di un vero e proprio caos. Quindi Microsoft 365 nasce sì per collaborare, ma senza governance la collaborazione genera quello che si può definire entropia. Allora oggi approfondiremo questi temi come sempre insieme a chi? Al preparatissimo Giorgio. Ciao Giorgio. Ciao Lorenzo. Allora Giorgio, perché quando si inizia a guardare davvero un tenant di Microsoft Teams dopo 18-24 mesi troviamo un vero e proprio un cimitero digitale, quindi Teams inutilizzati? Cosa ci ha portato fino a lì? 18-24 mesi in qualche caso è anche ottimista, Okay. Qualche volta succede anche prima. Beh, perché comunque creare è facilissimo, cancellare no. Lo stesso motivo per cui abbiamo migliaia di foto sul telefono che tendiamo a scattare ma poi non le eliminiamo mai. Creare un team ci vogliono circa 10 secondi per i più inesperti, se no è anche più veloce. Di default, chiaramente, se non si vanno a imporre delle regole, non c'è nessun tipo di approvazione, non c'è nessun tipo di riflessione sofisticata sul processo di creazione di un Teams. Cancellarlo invece richiede responsabilità, quindi la paura di perdere qualcosa, di cancellare qualcosa che serviva. Questo è il risultato di quei numeri dopo 18-24 mesi. Chiaramente ogni team ha un owner tecnico, però spesso non è un owner organizzativo, ovvero chi è responsabile di tenerlo aggiornato, chi può decidere se archiviare quel progetto e quindi il Teams, chi verifica che i membri del Teams siano sempre corretti, chi chiude alla collaborazione esterna se non serve. Ecco, se nessuno sente questa responsabilità, il team resta silenzioso, inattivo e quindi ancora... Quell'istanza resta lì, rimane lì tutto, esattamente. Una considerazione che penso sia condivisibile da parte di tutti è che quando i progetti finiscono, la struttura però non termina con il progetto. Un progetto magari dura qualche mese, 6, 7, 8 mesi, però il team che è stato creato per quel progetto resta poi per anni. Se nessuno definisce un ciclo di vita, una data di revisione, delle policy di scadenza, ecco, allora la piattaforma si riempie di contenitori vuoti. Pertanto, quando ci troviamo dopo anni non avendo chiarezza su dove sono salvati i documenti, se esiste una retention policy, per esempio, allora la reazione naturale è lasciamo lì, non si sa mai. Magari può tornare utile. Esatto, il problema è che ogni Teams non è solo una chat, ogni team genera automaticamente un sito di Microsoft SharePoint, quindi da un punto di vista tecnico. Di conseguenza si porta dietro una libreria documentale, un gruppo Microsoft 365 spesso con dei permessi e con delle altre applicazioni attivate a sua volta. Tutto che potenzialmente è condivisibile esternamente. Quindi non si sta lasciando lì quello che è una chat vecchia, ma si sta lasciando proprio un ambiente con dei dati e accessi ancora attivi. Ok, allora io sono sempre l'azienda che è convinta di avere una gestione sicuramente oculata e precisa, ma mi ha messo ancora una volta una pulce nell'orecchio. E come risolvo quindi questo dilemma? Ci sono dei processi che poi ogni azienda può andare a sposare a seconda anche del proprio modello lavorativo. Ci sono anche però delle casistiche, partendo anche dalle più banali come quelle della naming convention. Se chiaramente i teams che vengono creati si chiamano tutti test, tutti prova, 1, 2, 3, sa, poi è difficile andare a capire che cosa stiamo facendo, che cosa non stiamo facendo. Nel tempo soprattutto. Una delle prove che faccio proprio con i clienti magari nuovi, gli dico guarda, prendi la console di SharePoint, scrivi per la ricerca, scrivi test. Normalmente un centinaio di risultati che tirano fuori così. Dico, state facendo davvero tanti test? Oppure sono lì da chissà quanto tempo. Oppure c'è qualcuno che sta un po' pasticciando. Chiaramente dopo un anno nessuno capisce più che cosa è cosa quando non diamo una naming convention corretta. L'assenza di standard poi rende quello che è, rende impossibile distinguere
progetti attivi, dei teams attivi, da team archiviati o temporanei. Questo chiaramente a livello anche degli end user soprattutto. Se l'IT ovviamente ha qualche strumento in più per vedere se il dato è caldo, freddo, si sta muovendo oppure no, non ha comunque la possibilità di intervenire e dire ok, questo non serve più, lo cancello, perché poi viene demandato al nostro utente di business. Pertanto, quando io non so che cosa eliminare, non elimino. Non elimini più nulla. E come sempre un esempio per aiutarci a capire meglio? Sì, stiamo collaborando con un'azienda che su un progetto strategico si è ritrovata dei file chiave in varie versioni, fino a 6, su teams diversi, persone che lavorano su copie e poi non si tiene traccia di qual è l'ultima copia, quindi non si sa più su quale ultima copia stiamo lavorando, varie modalità di condivisioni, uno lo manda nella chat di Teams, l'altro lo allega via mail, quell'altro ancora non si sa dove l'ha fatto passare e riappare in un altro Teams. Questi sono problemi poi nel momento in cui si cerca di dare una struttura, definire le ownership, delle linee guida di archiviazione anche, andando a definire poi tutti questi punti, riusciamo ad andare a ridurre quello che sono i tempi di ricerca e anche le frizioni magari tra reparti. Allora mi sembra che a un certo punto si arrivi a parlare di quello che è lo sprawl incontrollato. Prova a aiutarci a capire meglio di cosa si tratta. Lo sprawl incontrollato in ambienti come Microsoft Teams o SharePoint per esempio, ma anche OneDrive, che dovrebbe essere soggetto più a un punto di vista dell'utente personale, ma abbiamo notato che anche qui diventano normalmente delle repository di progetto e anche per una, diciamo, un'audience aziendale più ampia, e non dovrebbe esserlo. Diciamo che a questo punto si rischia di avere un'espansione proprio incontrollata di quelli che sono gli oggetti, ma non stiamo più parlando di abbiamo tanta roba, abbiamo tanti item da governare, stiamo proprio parlando ancora una volta di perdita di governance. Il primo segnale spesso è la perdita dell'orientamento, quando poi le persone non sanno dove è stato messo un documento, dove cercarlo, o iniziando a comunque chiedere magari via chat dov'è l'ultima versione, che significa che la struttura informativa ovviamente non sta funzionando da quel punto di vista. Se lo stesso file esiste in 3 team diversi, in una mail, in un OneDrive personale, non è un problema di collaborazione, è proprio un problema di controllo. Un altro segnale evidente è la moltiplicazione di spazi identici o perlomeno quasi identici, team con nomi simili, progetti che vengono duplicati. Magari io sono coinvolto su un progetto, decido di aprire un Teams, tu arrivi su quello stesso progetto ma non sai che l'ho già aperto io e quindi decidi di aprirne un altro. Il rischio poi è di avere il famoso spezzatino quando va bene, dati duplicati, però poi sappiamo che lo spin-off del dato è dietro l'angolo e quindi ci saranno sempre delle versioni poi incoerenti. Sono indicatori che sono comunque traccia di qualcosa che è pericoloso all'interno del nostro tenant, perché è perdita di ownership. Ok, cosa intendi per perdita di ownership? Quindi non soltanto tecnica? Esatto, quando cominci a chiederti ma chi è il responsabile di questo team, a chi devo chiedere per essere aggiunto, a chi devo chiedere per condividere all'esterno, e poi la risposta è vaga o peggio è non lo so, non l'ho fatto io, non è andato via, non c'è più. In quel caso lì è quando poi siamo in territorio di sprawl. Ogni spazio collaborativo dovrebbe avere un proprietario consapevole, non solo tecnico. Se l'owner è un ex dipendente o una persona che ha cambiato ruolo, anche magari quello spazio diventa fuori controllo. Certo. Un altro segnale è l'aumento silenzioso dei permessi, quindi membri che vengono aggiunti nel tempo, ospiti esterni che vengono aggiunti nel tempo e mai rimossi, link pubblici che rimangono attivi per sempre. Non è detto che io, quando oggi faccio una condivisione magari di un dato e ti do l'accesso al dato, quello debba rimanere per sempre. Magari la nostra collaborazione a un certo punto finisce e purtroppo ma magari bene, perché finisce il progetto e finisce bene e ne inizia un altro esattamente, a quel punto l'accesso collaborativo non è detto che debba esistere ancora. Non ci sono una serie di eventi drammatici, ecco, però diventa poi un accumulo progressivo.
la superficie di accesso diventa talmente ampia in maniera lenta che nessuno se ne accorge, e quindi abbiamo quello che è il caso, dicevamo prima, di sprawling invisibile, fatto di autorizzazioni più che da oggetti. Poi c'è anche un legame culturale. Quando le persone preferiscono creare un nuovo team invece di cercarne uno già esistente, perché non so come è organizzato. Che la scelta è più facile, più comoda, più veloce. Sì, significa però che la complessità ha superato la soglia di usabilità. La piattaforma diventa poi più semplice da duplicare che da comprendere. Potrebbe sembrare burocrazia tutta questa cosa qui, lavoro molto oneroso, in realtà possiamo definire la scalabilità. Assolutamente. Giorgio, in questa puntata abbiamo visto che la collaboration governance non è un tema tecnico, ma assolutamente più di carattere organizzativo. Abbiamo capito perché si accumulano team inutilizzati nel tempo e abbiamo visto come lo sprawl non sia di fatto solo troppa roba, ma perdita, in realtà ci hai spiegato, di controllo, di ownership e assolutamente di chiarezza. Pertanto Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive sono tutti potentissimi, lo sappiamo, ma funzionano davvero solo quando sono inseriti in un modello di governance chiaro e strutturato. Giorgio, grazie ancora per i preziosi consigli, ci vediamo al prossimo episodio. Grazie a te, ciao Lorenzo.